Valentina, siamo in un luogo dove la tradizione continua. Siamo in un luogo di quelli che io amo, perché questi borghi che sono ancora privi del turismo di massa sono davvero una grande ricchezza, ci permettono di vivere, di scoprire le tradizioni più autentiche. Una è proprio alle mie spalle, perché ho appena scoperto che questo fuoco qui in piazza, che in siciliano chiamiamo Uzuku, fino a qualche anno fa si accendeva in ogni quartiere del paese e addirittura i più piccoli facevano a gara a chi raccoglieva più legna e riusciva a fare Uzuku più alto. Quindi pensate che meraviglia, una volta ci si divertiva così, addirittura si faceva la guardia durante la notte, perché da un quartiere all'altro i bambini cercavano di rubarsi la legna. Provate ad immaginare. Poi qui c'è anche buon cibo, ci sono paesaggi meravigliosi, insomma. Questo è Galati Mamertino, siamo nel cuore dei Nebrodi e ci tenevo a condividere questa piccola chicca con voi, come faccio sempre. E siamo anche nel paese della Zampogna. Altro che, quindi stasera saremo allietati anche da buona musica. Qui si costruiscono ancora le zampogne, questa è un'altra caratteristica del borgo. Aspetta,